Per andare a Raxetra c'è un trekking di 1 chilometro e poco più, con meno di 300 di dislivello, e uno dice vabbè dai, poca roba. Ah sì. È tutto fango, ci fa fatica andare avanti, ci abbiamo messo 2 ore a far 100 metri. Comunque abbiamo deciso di andare a Runde, che è un'isola, è famosa perché da lì parte una barca che ti porta a vedere i puffin, e sappiamo già che i puffin non ci sono, quindi non prenderemo questa barca, ma rimane comunque una gran bella isola, e già 2 ponti particolari per arrivarci e in teoria anche un bel posto dove dormire, quindi adesso puntiamo Runde, che è subito sotto Aleson. Eccoci arrivati a Runde e non c'è nessuno, anche perché come dicevamo i puffin non ci sono, quindi non attrae molte persone, ma come avete visto è parecchio bello e è forse il parcheggio più wild, più disperso dove abbiamo dormito finora, perché in Norvegia no, cioè, allora puoi campeggiare libero dove non c'è il divieto, adesso i divieti hanno iniziato a metterne, però sono tutti vicino alla strada, è difficile, cioè bisogna proprio che te lo vai a cercare, che ti impegni forte per trovare un bel posto, invece qui non è male per niente, solo che il caldo di oggi ce lo sogniamo, adesso è freschino. Siamo partiti con il porto di Runde e da qui dal porto, adesso con la GoPro è impossibile farvelo vedere, ci sono 2 aquile appostate lì in cima alla prima collina, che si vedono abbastanza bene. Io pensavo fossero 2 alberi. Sono enormi davvero, sì, poi abbiamo fatto una foto e sono aquile. Wow. Adesso ci spostiamo nella parte dietro dell'isola e facciamo un trekking fino al faro, che da questo trekking dovrebbero vedersi i puffin, ma noi sappiamo che non ci sono più. Però ieri sera siamo convinti di averne visto uno volare lì davanti al furgone, perché volano in modo strano, quindi un po' di speranza c'è. Ovviamente piove anche di brutto e non abbiamo gli ombrelli, abbiamo solo ste cerate, ma i pantaloni si stanno bagnando. Speriamo che smetta in fretta. Questo trekking ci avrebbe portato al faro, ma abbiamo appena cambiato idea perché la strada scende di nuovo e già di salita ne abbiamo fatta parecchia. Sto vento ci sta ammazzando e abbiamo deciso di farne un altro po' in realtà, andare ancora su e andare a vedere la vista dall'altra parte dell'isola. Tanto il faro l'abbiamo visto dall'alto, piccolino, dai, non è niente di che, bello il paesaggio. Lasciamo Runde per andare verso Alesund e dai, Runde anche se non ci sono i puffin venite a vederlo perché è veramente veramente bello. Sì. Il trekking è stato super ventoso, ci ha un po' inscimunito, però è stato faticosissimo. Merita tutto.
Arrivati ad Alesund, fa decisamente caldo, al sole si sta bene, siamo contenti. Quindi dai, stamattina ha piovuto ma poi si è aperto e qui non tira neanche chissà che vento. Non abbiamo segnato chissà che, quindi giriamo un po' così come viene. Il caldo è decisamente durato poco, ci siamo già messi la camicia e abbiamo un freddo bestia, quindi ci ha illuso. Lasciamo Alesund che si gira veramente in fretta perché è piccolina ma è molto carina. Molto carina. E pensavamo di metterci un po' di più, l'abbiamo proprio bruciata. E andiamo verso la strada sull'Atlantico. Adesso sono le 7 di sera, quindi non ci arriveremo, ci avviciniamo solo. Buongiorno, questa mattina pronti via la Atlantic Road, tanti isolotti con ponti che li collegano, alcuni con la curva, quindi molto belli, e abbiamo dormito proprio qui attaccato, quindi subito, ve li facciamo vedere. Ora stiamo salendo per andare sul passo il Trollstigen, la strada dei troll, e ovviamente si è annuvolato, non è più il caldo di prima. Passiamo nella stessa giornata da giacca e berretta a mezza manica, cambia veramente tanto. Costruiamo un buco dove fermarci per mangiare. Per fortuna la Norvegia è piena di supermercati e devi stare attento a cosa compri, alcune cose costano la follia, altre invece sono accettabili. Magari se hai un'idea di cibo ti tocca cambiare idea, poi ti adatti un po'. Stiamo spostando a Mardalfossen, un'altra cascata, altissima tra l'altro. La dovremmo riuscire a vedere da lontano, però per arrivarci vicino c'è un trekking e piove di nuovo. E piove abbastanza adesso, quindi non so se lo faremo. Adesso andiamo a vedere, ora che arriviamo, cosa è successo.
Avevamo letto che era alta, ma non assolutamente ci aspettavamo così. Siamo andati a vedere a un dislivello di oltre 600 metri. Ora la vediamo da lontano. Fa paura. È incredibile da quanto è grande. Abbiamo deciso di non fare il trekking. Intanto la strada a pagamento, poca roba, 5 euro, 6 euro. Però non per questo. Abbiamo deciso di non farlo perché in realtà le foto secondo noi non rendono quanto è grande. Assolutamente. Ed è bella col drone. Quindi vista dagli occhi secondo me il trekking non vale la pena. Ce la siamo goduta così da lontano che si vede tutta intera. Ora proseguiamo nella vallata e andiamo a fare un passo. Da quello che abbiamo letto è una strada a pagamento ghiaiata, quindi facciamo il primo sterrato qui in Norvegia perché per ora tutto completamente asfaltato alla perfezione. Come dico in tutti i viaggi, i posti belli ne vediamo a uffa, ma i posti che ti emozionano sono veramente pochi e questa volta per me è stato questo. Siamo davanti a una distesa di assolutamente niente, non so, dobbiamo fare ancora 50 e passa chilometri di sterrato. Sto guidando come un nonnetto pensionato perché ho paura di fare dei danni. Lo sterrato non è brutto, però qualche buco grande c'è e tanta roba. Dormiremo qua letteralmente in mezzo al niente. Buongiorno. Abbiamo guidato in una strada sterrata, questa un po' più impegnativa. Siamo letteralmente stavolta proprio nel mezzo del niente, non c'è nulla per un bel po'. Siamo arrivati in questo pezzo di fiume dov'è? Qua? L'acqua esce da una grotta e in realtà noi stiamo proprio cercando delle foto di un pezzo di fiume molto bello. Ci tocca camminare un po' perché non è subito qui. Ci arrendiamo, bellissimo qua, ma non troviamo. Avevamo visto delle foto delle pozze dove l'acqua è super cristallina, ma forse è qui ma quando c'è meno acqua. Adesso ce n'è tanta e fa corrente. E queste pozze si vedeva proprio il fondo, era bellissimo. Vabbè, va bene lo stesso. Abbiamo abbandonato la ghiaia con la macchina per iniziare a farla a piedi. No dai, siamo scesi dalla strada bellissima. Dai, ci abbiamo perso quasi un giorno intero, è stato bello. E adesso stiamo andando a Rendolsetra si chiama. Rendolsetra, che
casette col tetto in torba classiche come queste, È un vecchio villaggio. che è un vecchio villaggio ma con dietro una montagna appunto molto bella, e c'è da fare una camminatina di 4-8 km. E Vabbè, niente. con calma, oggi facciamo questa. E nel mentre anche doccia time e anche tosata time. Diciamo che non è esattamente una passeggiatina lungo il fiume, c'è un discreto dislivello. Vale assolutamente gli 8 km di salita e discesa che ci sono, perché è veramente un posto bellissimo. Si può anche dormire, sarebbe bello. Lì dentro le case sono una favola, in più c'è lo spazio per le tende quest'altra volta che torneremo. È da un'ora che siamo sotto il diluvio, non molla, zero, siamo sempre in direzione Trondheim e siamo contenti perché stiamo attraversando una zona piena di boschi, prati, e dopo che diciamo, ma sarà che non riusciamo a vedere un animale stavolta? E abbiamo visto un'alce. Sì, Era una femmina senza le corna, gli abbiamo fatto una foto ma un po' da lontano perché si era spostata e quindi non è chissà che. Però adesso... vabbè, è stato bello. Sì. Ci siamo fermati per la cena e dopo aver visto l'alce oggi abbiamo visto anche i delfini. Che bello! Vi do la buonanotte così. Ciao ciao!